Stefano farà il giro degli tavoli, farà foto, autografo, farà tutto, calma, ormai qua con noi non lo vogliamo più. Allora, Stefano, buonasera. Buonasera Stefano. Ma lo slogan grazie a tutti i membri dello Juventus Club di Pesaro, ma per me è un onore perché insomma dopo ieri sono andato a Porto Venere al Juventus Club e abbiamo festeggiato 30 anni dal primo premio che hanno fatto. Per chi non lo sa, Piero Rotazioni è uno dei pochi che ha vinto tutte le coppe, l'unico, solo lui ha vinto tutte le coppe che esistono sulla terra, dalla Coppa Italia alla Coppa Intercontinentale. Ho avuto la fortuna di vincere moltissimo, la fortuna di giocare in una grande squadra con grandi giocatori. Prima farei anche Costanzo. Piero Roberti, vai Stefano, cosa ci dici? Mi ricordo il terzo anno che ero alla Juventus, dopo aver vinto tutte le coppe, sono andato lì a fare il contratto nuovo, poi gli ho chiesto la cifra, ma che era impossibile, che la cifra non aveva. Mi hanno dato la pacca sul spalle e gli ho detto girati un attimo, eravamo sul ufficio. Quando sono arrivato io la mia non c'era niente. La Coppa, dillo che Coppa è quella, chi non lo sa. E quella che insomma è di nuovo, diciamo, troppo Anche perché il progetto del genere è mio. Andrei assolutamente preso come organizzazione, però è un progetto che io ho fatto 10 anni fa e l'avevo presentato. Però sono anche contento che l'hanno annullato. E se non parlavi di noi? Non parlavo di loro. Ok, un po' di egoismo. Michele eravamo molto amici anche perché quello su qualcosa di quindi vedono ben vicino la parte della mano e della taglia. ok, Anche perché si non è per straniera, io sono andato dopo gioco. Io avevo 8 campioni del mondo, più di stranieri più forti del mondo, sono andato per le anni e avevo avuto come allenatore dei portieri del Romano, come Giotto, hanno fatto lì. E credo che quando è morto Milano c'è stato forse sopra il Milano e poi ero un amico e abitavamo insieme in casa, andavamo a mangiare insieme. In questo anno che uno da me vuole e se lo porta lui Sandro ha fatto la programmazione, io ho fatto un po' di ricette della mia vecchia Umbria di come mi ricordo bambino e ho scelto l'argomento Umbro che è sempre stato di Sisi e ho fatto un progetto per l'Uganda e il libro va devoluto da loro. Poi il Presidente non so quanti con la me e poi ve lo rimanderò. logicamente prima di finire grazie, un applauso, la distanza rimane